Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, disponiamoci a celebrare con viva fede e con gioia questa Eucaristia che vede unite le nostre voci, i nostri cuori nella venerazione del Santo Patrono della Diocesi, nella glorificazione di Dio, l'ascolto della Sua parola, nella comunione eucaristica. Per questo chiediamo al Signore che disponga le nostre anime col perdono di tutti i nostri peccati. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai chiamato a presiedere la Chiesa vittoriese, il Santo Vescovo Tiziano, per sua intercessione concedi a noi, che lo veneriamo Maestro e Protettore, di sperimentare la dolcezza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
I riti introduttivi che abbiamo ascoltato o cantato insieme finora ci introducono nel modo migliore al momento importante dell'ascolto della parola del Signore. Ascoltiamo e disponiamoci poi a rispondere. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Jesse il Betlemmita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Fece purificare Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli osservò Eliab e disse: è forse davanti al Signore il suo consacrato? Il Signore rispose a Samuele: non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Jesse fece allora venire Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno su costui cade la scelta del Signore. Jesse fece passare Samma e quegli disse: nemmeno su costui cade la scelta del Signore. Jesse presentò a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele ordinò a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Quegli mandò a chiamarlo e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli, e lo Spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio.
darò un trono che duri nei secoli. Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con voi, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, non è per me un vanto predicare il Vangelo, è per me un dovere. Guai a me se non predicassi il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Quale è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo, senza usare del diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ognuno, ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro. Parola di Dio. Acclamando Alleluia, disponiamoci ad accogliere il dono del Vangelo. Non di solo pane vive
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non regherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore. Fratelli, rallegriamoci tutti nel Signore che ci ha convocati in questa cattedrale, chiesa madre della diocesi, per celebrare la festa del patrono San Tiziano, vescovo. Con noi gioiscono gli angeli e lodano in coro il Figlio di Dio. Attraverso le vostre voci, carissimi cantori, vogliamo esprimere la nostra gratitudine a Dio per il dono della fede che ci è stato trasmesso fin dai primi secoli del cristianesimo mediante la predicazione del Vangelo e la grazia dei sacramenti. Insieme benediciamo il Signore perché grande è il suo amore per noi. Egli ci ha scelti a lode della sua gloria, perché in Lui avessimo la pienezza della vita e della felicità. Quel battesimo si è ripetuto per ciascuno di noi, ma con un significato ben più profondo, il gesto compiuto dal profeta Samuele verso Davide. Siamo stati consacrati con l'unzione e lo Spirito del Signore si è posato su di noi da allora e per sempre. Abbiamo ricevuto la dignità di figli di Dio, fratelli in Cristo, membri della Chiesa, eredi del Paradiso. Ciascuno può dire con tutta verità: canterò senza fine la tua grazia, o Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli. Beato il popolo
che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Riconoscenti per i doni ricevuti, dobbiamo sentire come l'Apostolo Paolo, urgente dentro di noi l'impulso, il dovere di comunicare ad altri, vicino e lontano, la nostra fede con la parola e l'esempio. È Gesù stesso che ci affida questo compito. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. È questo il momento di evidenziare con più coraggio la nostra identità cristiana in questo contesto sociale e culturale che sembra voglia allontanarsi sempre di più dal Vangelo. Dobbiamo scuoterci dal torpore che a volte ci prende e riaffermare senza paura i principi e i valori nei quali crediamo. La pace è il rifiuto assoluto della guerra e di ogni forma di violenza, la vita da accogliere, difendere e promuovere del suo concepimento alla sua naturale conclusione. La famiglia, fondata sull'unità, indissolubilità del matrimonio, il bene comune, la giustizia, la solidarietà, il riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni persona umana, l'attenzione prioritaria alla formazione umana e cristiana delle nuove generazioni. Abbiamo la fortuna di trovarci ancora in una realtà pregna di cristianesimo, ma non so fino a quando. Dobbiamo prevenire il futuro e operare uniti finché siamo in tempo per rendere più vitale e più incisiva la nostra fede. Ci aiuti con la sua efficace intercessione il patrono San Tiziano. La nostra voce si unisca ora alla voce di tutti i fedeli che sono passati nei giorni scorsi a venerare le reliquie di San Tiziano e alla voce di tutte le generazioni che ci hanno preceduto e hanno lodato il Signore. Primo coro, soprani e tenori, secondo coro, contralti e bassi. Credo in unum Deo.
resurrezione con tuo. Insieme. A Dio Padre, origine e fonte di ogni bene, rivolgiamo le nostre invocazioni affidandole all'intercessione di San Tiziano. Diciamo insieme: santifica il tuo popolo, Signore. Per il Papa Giovanni Paolo II e il nostro Vescovo Alfredo. Il Signore li sostenga nel loro compito profetico di annunciare il Vangelo di verità e salvezza a tutti gli uomini e doni alla sua Chiesa unità e concordia nella professione della fede in Gesù Cristo. Preghiamo. Per la pace nel mondo, si spengano i focolai di guerra e il Signore ispiri propositi di dialogo e illumini i governanti a trovare le strade della composizione dei conflitti nella ricerca di soluzioni eque. Preghiamo. Per tutte le famiglie della nostra diocesi siano luoghi di accoglienza del dono della vita, accompagnino i figli alla scoperta del progetto di Dio e sostengano la loro generosa risposta al sacerdozio, alla vita consacrata al matrimonio. Preghiamo. Per gli operatori musicali delle nostre parrocchie, direttori di coro, organisti e cantori, svolgono il loro importante e impegnativo servizio nella liturgia, dando un'espressione sempre più degna alla preghiera della comunità e rendendo le celebrazioni sempre più festose e partecipate. Preghiamo. Per noi e per le nostre comunità parrocchiali, l'incontro domenicale alla mensa del Signore sia sempre più compreso e partecipato come profonda esperienza di fede e di comunione e ci apra ad una rinnovata missione di annunciare Cristo, unico Salvatore del mondo. Preghiamo. Accogli, o Signore, le preghiere che ti abbiamo rivolto per l'intercessione di San Tiziano, Vescovo e nostro patrono, e concedi sul suo esempio di collaborare sempre nella nostra vita all'edificazione della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Rimaniamo in piedi perché altrimenti il canto può essere l'espressione di gente stanca, specialmente in questo momento in cui vogliamo dire che siamo il popolo del Signore, il popolo santo, riunito nel suo nome. Cantiamo con gioia e con forza.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che ci rinfranca nel nostro cammino verso la patria sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, l'offerta che ti presentiamo nella festa del patrono Sant'Iziano dia gloria al tuo nome e ottenga a noi il perdono e la pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di Sant'Iziano, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voci unanimi, cantiamo l'inno della tua lode. Perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Alfredo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Andando a ricevere la comunione, adoriamo la presenza di Gesù. Ringraziamo il Padre per questo dono. Cantiamo insieme Pane Santissimo. Io cerco te, Signore. Tu sei la via, la luce,
io cerco te. Preghiamo. Fortifica, Signore, la nostra fede con questo cibo di vita eterna, perché sull'esempio del Vescovo Sant'Iziano professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ci ha trasmesso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Iziano, patrono della nostra diocesi, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo, Signore, che ha manifestato in Sant'Iziano la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Sant'Iziano ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. La messa è finita, andiamo in pace.